indagine. Raffaele Padrone, segretario dell'UGL Sicurezza in Friuli Venezia Giulia. Vedevo che muoveva la testa quando insomma, raccontavamo questi episodi. A volte mi chiedo se serve veramente la polizia, le forze dell'ordine, perché tanto alla fine potete fare quello che volete, arrestate oggi, ma ieri sono già fuori, cioè dico... Vede, io ho fatto anch'io un'analisi ascoltando la prima parte di cronaca che lei ha illustrato questa sera, ma come quasi tutte le sere le notizie si ripetono. Allora cosa è emerso? È emerso che innanzitutto i numeri 25 anni fa eravamo 150.000, io parlo solo della Polizia di Stato, direttore, 150.000, oggi arriviamo siano a 103-104, da qua a qualche anno, con questa mancanza di turnover, noi saremo sicuramente sugli 84-85 mila unità, solo per la Polizia di Stato. Quindi che la signora reclama la polizia e più forze dell'ordine, ho grandi dubbi. Poi cosa emerge? Emerge che continua a esserci solo la visibilità della polizia e delle forze dell'ordine, in questo caso, che ancora portano a casa delle belle operazioni, solamente per la volontarietà, solamente per la grande professionalità che gli uomini che sono in strada hanno con sé acquisito negli anni, perché ormai è tutta gente che supera i 44, i 45 anni di età. Io ho visto anche ieri e oggi nell'immagine, ma ieri ero presente a Roma, i poliziotti che stavano fronteggiando questa emergenza per garantire la sicurezza del corteo non potevano avere, il più giovane forse aveva 45 anni, questa è la gravità. E poi cosa è emerso questa sera? Che questa volontarietà, grazie alla mancanza della certezza della pena in questo paese che il direttore chiama Italietta, col GL io dico, lui invece con la I piccola, manca della certezza della pena. Quindi manca la parte finale e dopo 12 anni il direttore o i telespettatori si meravigliano che manca questa persona all'appello nelle carceri italiane. E purtroppo è così. Raffaele Padrone, segretario generale dell'UGL Sicurezza in Friuli Venezia Giulia, grazie.